Da domani ricomincia la stagione turistica, quella estiva, sperando che sia così perché il tempo non aiuta. Oggi però a Lignano c'è stata una conferenza stampa di benauguri, insomma, per tutti gli operatori turistici e ce n'è bisogno, soprattutto dopo un anno di pandemia che ha scosso l'intero mondo e ha penalizzato un intero settore, quello del turismo, che lo ricordiamo, determina anche un PIL del 20% qui in Italia e anche in Friuli Venezia Giulia. Ne parliamo oggi con due operatori turistici, innanzitutto Lignano Pineta con Giorgio Ardito che è presidente e dall'altra parte abbiamo Thomas Sawyer che è presidente del Consorzio Grado Turismo. Buonasera a entrambi. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, prima di tutto inizierei con Ardito chiedendo, e poi anche a Sawyer, chiedendo quali sono le novità di quest'anno, quali sono innanzitutto se ci sono prenotazioni, se è una stagione che può iniziare sotto i buoni auspici oppure questa quarantena anche degli austriaci che dovrà durare fino al 19, così anche degli altri paesi europei, determinerà un avvio, diciamo, a rilento e magari dobbiamo dimenticarci queste folle che arrivavano solitamente durante la Pentecoste, che lo ricordiamo la prossima settimana, oppure anche a giugno con i classici austriaci che arrivavano. Beh, sicuramente sarà un'estate, insomma, con più turisti italiani e anche più turisti stranieri rispetto all'anno scorso, ecco, perché rispetto all'anno scorso comunque le spiagge aprono domani ufficialmente, c'è chi già lo scorso fine settimana con l'elioterapia aveva comunque tutti i servizi disponibili. Mentre l'anno scorso, nel 2020, gli stabilimenti balneari hanno aperto il 29 di maggio. E sicuramente Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini saranno un po', sì, rispetto a 2 anni fa, sottotono, perché sì, dobbiamo aspettare il 19 maggio perché avvengano meno insomma, sì, delle restrizioni, soprattutto mi pare in Austria, ma di questo credo Thomas Sawyer ci saprà dire sicuramente nello specifico molto, molto di più. Un ritorno degli italiani l'abbiamo visto l'anno scorso sia negli hotel, negli appartamenti, nei villaggi turistici, nei campeggi, ma anche di proprietari di seconde case che magari insomma negli ultimi anni non le avevano utilizzate molto, ma che hanno così riscoperto, ecco, le nostre destinazioni turistiche, spendendoci parecchio tempo e quindi un po' riscoprendole, vedendo insomma così come si sono rinnovate, ecco, in questi anni. Sawyer, le gira un po' anche la considerazione che ha fatto Ardito, perché l'ha chiamata in causa magari per la questione degli austriaci, se ha qualche novità in più, e poi le chiedo più alberghi, più seconde case, più appartamenti, dove la gente preferisce andare, in base alle tendenze, alle prenotazioni che ci sono. Sì, anche noi a Grado siamo pronti nei blocchi di partenza e non vediamo il momento di partire in quarta. Con la prossima settimana, con Pentecoste, è veramente la prima prova della stagione 2021, il secondo anno che cominciamo in un momento un po' difficile, ma dobbiamo anche dire che in questi mesi abbiamo imparato a convivere con la situazione del Covid-19. Gli austriaci l'anno scorso erano presenti, ma dobbiamo anche sottolineare che abbiamo aumentato notevolmente la clientela italiana, sia del Triveneto, Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Gli ospiti a Grado sono distribuiti sia nel ramo alberghiero come naturalmente anche nei campeggi, villaggi turistici e nelle seconde case. Devo dire il pensiero delle prenotazioni è positivo e da qualche settimana abbiamo proprio sentito un forte richiamo della nostra destinazione.
Senta, poi Sawyer, oltretutto c'è anche il Giro d'Italia che arriva il 23, quindi diciamo, è un volano molto importante per voi, capita proprio la domenica, quindi insomma meglio di così. Sì. Esattamente, prossima domenica abbiamo una parte di Pentecoste e dopo naturalmente la partenza di tappa del Giro d'Italia la domenica in mattinata. È proprio un evento sportivo di altissimo livello che nuovamente abbiamo come possiamo ospitare a Grado. Siamo proprio orgogliosi di questa partenza così forte e felice di questa situazione. Allora, oggi c'è stata, abbiamo detto, una, chiamiamola inaugurazione simbolica, ovviamente c'è chi si è tenuto doverosamente a distanza, pochi intimi, poche persone, però la grande novità, adesso vi facciamo anche vedere dalle immagini girate con il drone, c'è stata l'apertura di 25.000 ombrelloni su tutto il litorale, eccoci qua, lo vedete, del Friuli Venezia Giulia, si sono aperti, ovviamente non sono girate oggi queste immagini, sono immagini che sono state girate in questi giorni compatibilmente con il tempo, però è un'immagine simbolica che vuol dire la volontà di voler riaprire, proprio riapertura, questa è una parola fondamentale che dobbiamo riscoprire, soprattutto dopo aver avuto un anno di chiusura. Oggi appunto ha parlato anche l'assessore regionale Bini, intervistato dalla nostra Paola Treppo, sentiamo. Siamo con l'assessore Bini, si è appena conclusa la conferenza stampa ma anche la videoconferenza con tutti i sindaci del litorale della nostra regione. È un momento importante, tutti gli ombrelloni aperti, un bel colpo d'occhio, c'è anche un po' di sole oggi che insomma fa sperare in bene. Beh, vedete, la provvidenza divina ha voluto l'apertura del cielo, quindi ombrelloni meravigliosi, 25.000 ombrelloni aperti nei 130 km di costa del Friuli Venezia Giulia. Uno sprazzo di sole, cosa voler di più? Beh, noi oggi abbiamo voluto organizzare questo evento che ha un valore simbolico molto importante. Noi siamo pronti a ripartire alla grande e soprattutto siamo pronti ad accogliere i tanti turisti che verranno anche quest'anno a visitare il Friuli Venezia Giulia. Guardate, non lo dico per eccesso di ottimismo, ma lo dico questo dopo un confronto che ho avuto con la Lisages, con GIT, i quali mi stanno confermando dei numeri di prenotazione molto importanti. Addirittura abbiamo raggiunto in taluni casi i numeri prepandemici, numeri che vedevano il Friuli Venezia Giulia in alzo tiro importante per quanto riguarda le presenze. Quello che noi ci auspichiamo, tempo anche permettendo, è che ci sia un allungamento ulteriore della stagione al fine di consentire soprattutto ai turisti stranieri, austriaci, tedeschi, ma non solo, di poter fruire delle nostre località anche nei mesi di settembre e perché no anche ottobre. Ecco, i vari sindaci hanno detto essere imprenditori in questo periodo è un po' essere eroi proprio per la situazione pandemica, ma c'è tanta voglia di ripartire. Beh, nel nostro paese essere imprenditori significa davvero essere eroi, lo era prima, lo è ancora di più oggi in questo periodo difficile. Quello che noi come istituzioni dobbiamo fare è cercare di sostenere l'imprenditoria, non dimentichiamoci che un paese gira se l'economia gira, l'economia genera posti di lavoro, l'economia genera ricchezza. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia in questi anni abbiamo sostenuto in maniera importante, sia durante la fase emergenziale ma anche in vista di una ripresa. Ecco, l'effetto molla si sta vedendo. Ieri ero in Confindustria Alto Adriatico, mi sono confrontato con il Presidente Agrusti, il quale mi ha evidenziato comunque dei dati molto importanti di ripresa. Ci auspichiamo che non sia un fuoco di paglia, ma sia una ripresa duratura. Siamo fiduciosi e ottimisti. La Regione è al fianco delle imprese e degli imprenditori. Entrare in spiaggia ai tempi della pandemia, test, tamponi, vaccini, come siamo? Ma allora guardate, noi abbiamo avuto già lo scorso anno il banco di prova, quindi abbiamo messo a terra dei regolamenti attuativi, abbiamo
come dire, messo in pista una macchina organizzativa importante. La regione Friuli Venezia Giulia si è dimostrata come una regione assolutamente sicura. La percezione è che i turisti quest'anno sapranno già un po' come presentarsi, con le dovute, ci mancherebbe altro, attenzioni, però come dire, garantiti da un servizio sanitario regionale molto valido e soprattutto da un'offerta di servizi delle nostre spiagge, delle nostre comunità altrettanto valido e sicuro. Quindi Regione Friuli Venezia Giulia è regione sicura dove poter trascorrere le proprie vacanze. Ecco, non solamente spiaggia, ma anche ricordiamo i marina del Friuli Venezia Giulia. Marina sono importanti, il confronto è stato altrettanto importante e costruttivo in questo periodo, anche lì numeri in crescita, numeri caratterizzati dal segno più. Guardate, la barca è un mezzo assolutamente sicuro, più isolati di così, quindi numeri in crescita, investimenti che vengono portati avanti con molta tenacia dagli imprenditori. Torno a sottolinearlo, a costo di stancare. Friuli Venezia Giulia, terra ospitale, terra regione che sta investendo milioni e milioni di euro al fine di garantire ai nostri turisti, come dire, servizi all'altezza, servizi moderni, servizi sicuri. Questa è un'intervista a Bini, oltretutto mi hanno anche tirato le orecchie giustamente dalla regia, perché quelle immagini che vedevate dei droni erano state fatte oggi, non erano state fatte antecedentemente, perché appunto c'era anche del bel tempo a Lignano, invece noi a Udine eravamo abituati al brutto tempo in queste ore. Ardito, volevo chiedere, quando Bini accennava a bisogna allungare la stagione, ottobre, anche novembre, questo è possibile, anche quando non c'è il sole, anche quando c'è il freddo, è possibile? State già facendo questo a Lignano? Permettimi una cosa, che le immagini che avete mostrato prima le hanno girate lunedì qui proprio a Lignano Pineta. Allora a questo punto non lo so quando le hanno girate. No, quelli degli ombrelloni che si aprono, che sbocciano come fiori, ero lunedì, il nostro personale sotto gli ombrelloni, li riconosco. Poi oggi effettivamente si è organizzata con Promoturismo FVG e ne hanno parlato, ho visto un servizio sul TG2, ma insomma anche sulle reti nazionali. La notizia è passata, sono stati aperti stamattina, certo, prima delle 7, insomma dovevamo essere pronti per le 9:30, tutti gli ombrelloni da Muggia passando per Trieste, Monfalcone, Marina Giulia. Ecco, questa è un'ammagine di lunedì che era bellissima. Bene, mi ha risolto il dilemma, Rita. Al di là di questo, la domanda che le ho posto. Per allungare la stagione o comunque per poterla così insomma rendere sicuramente anche più attrattiva nei mesi spalla, si possono fare diverse cose. Sicuramente una è il cicloturismo, e col passo barca Lignano Bibbione ad esempio si sono fatti numeri in questi anni che nessuno si immaginava. Siamo passati dai 50.000 passaggi del 2018 con una barca da 10 posti e 10 biciclette agli 86.000 del 2019. Chiaro, nel 2020 partendo a fine giugno se ne sono fatti solo 65.000, però questo, oltre ai numeri, che per me insomma ha una potenzialità, questo passaggio, ecco, che ha fatto scoprire ai lignanesi Bibbione, ai bibbionesi, ma non solo chiaramente i residenti, ma soprattutto i turisti, le piste ciclabili qua di Lignano, è stato implementato da altri servizi, perché ad esempio quest'anno dovrebbe partire anche il collegamento sempre per cicloturisti da Grado Lignano. Già c'era il Lignano Marano, da Bibbione, per dire, l'anno scorso arrivava un servizio fino in Brussa e quest'anno invece arriverà anche a Caorle, per cui diciamo che il litorale friulano e veneto è unico, insomma, ecco. C'è sempre un maggiore collegamento, ecco, tra le varie località turistiche. La situazione turistica secondo me è molto attrattiva per i cicloturisti. Poi un altro esperimento importante che però quest'anno col Covid è riuscito chiaramente a metà è il Pordenone Calcio, che
come sapete è a casa a Lignano, gioca allo stadio Tegil. Chiaramente 2 partite solo, le prime 2 sono state con una frazione di pubblico rispetto alla capienza, e poi niente, sono state tutte a porte chiuse. Certo. Passando il Covid, sicuramente questo sarà un forte fattore di destagionalizzazione. Allora, noi andiamo in pubblicità, torneremo tra poco, sentiremo Sawyer anche per le iniziative che ci sono a Grado da qui a settembre, ottobre, ma anche novembre, chi lo sa. Pubblicità. Bentornati in diretta con Screenshot, seconda parte, voglia di vacanze, questo è il titolo della giornata di oggi, voglia di vacanze perché da domani inizierà la stagione turistica, oggi anticipata da una conferenza stampa a Lignano che però ha unito nelle immagini tutti gli ombrelloni di tutto il litorale del Friuli Venezia Giulia, ombrelloni aperti sperando nel bel tempo che purtroppo non ci sta aiutando in questo periodo. Ecco di nuovo queste bellissime veramente immagini girate con il drone. Thomas Sawyer, Consorzio Grado Turismo, quali novità ci saranno a Grado? Naturalmente, come abbiamo già accennato all'inizio, prossima domenica è la partenza della tappa di Grado del Giro d'Italia, quello è un primo grandissimo evento di quest'anno. Dopo naturalmente abbiamo tante altre possibilità e tante altre idee da essere. Come eventi principali dobbiamo sottolineare il Perdón di Barbana che si svolge il 4 di luglio, come ogni anno, la prima domenica di luglio, che è un evento religioso che è molto sentito non solo dai italiani o dei regionali, ma anche da tantissimi clienti austriaci e tedeschi che addirittura programmano le ferie quando c'è il Perdón di Barbana. Segue come già da qualche anno le frecce tricolori che quest'anno avremo a Grado mercoledì il 28 di luglio nel periodo pomeridiano se non sbaglio. Altri 2 grandi eventi musicali abbiamo con Grado Jazz che si svolge in luglio dal 17 di luglio al 23 di luglio e Onde Mediterranee Festival dal 10 di luglio al 5 di agosto. Questi sono diciamo, i nostri eventi di prima categoria, di grande risonanza anche internazionale. Dopo naturalmente offriamo una vasta gamma di piccole escursioni, eventi dall'Archeobus, dal bus natura, dalla bicicletta guidata verso Aquileia e verso Valcavanata e le foci di Isonzo. E come novità di quest'anno abbiamo un'escursione nel labirinto di mais a Bagnara Arsa che si svolge nel periodo estivo da luglio a settembre. Grado non offre solo spiaggia e cultura, esatto, centro storico e enogastronomia, ma offre questo ventaglio dove puoi fare una possibilità di idee, di iniziative che entri anche nell'entroterra, da Aquileia a Cividale. E proprio questo una delle nostre punti di forza che offri un ventaglio di tantissime possibilità. Mi pare di aver capito... Nel periodo estivo e anche nel periodo autunnale. Esatto, mi pare di aver capito sia dalle sue parole ma anche da quelle di Ardito che avevo chiesto prima quando parlavo di destagionalizzazione, l'importanza di creare dei collegamenti non solo tra i litorali ma anche diciamo con l'entroterra e quindi i vari collegamenti, poi attraverso anche magari una mobilità sostenibile o con altri mezzi di trasporto. Poi questa diciamo è la novità, riassumendo un po' il tutto. Ardito, nel momento in cui il turista arriverà sulle spiagge, cosa si troverà ad esempio a Lignano Pineta? Quali distanze dovrà tenersi? Che protocolli dovrà attuare? Quali novità sulle spiagge? Allora, i protocolli restano quelli dell'anno scorso, i protocolli sanitari, per cui
chiaro, troverà per terra gli adesivi per mantenere la distanza di un metro, troverà i distributori automatici di gel sanificante, troverà alla biglietteria la detta che lo inviterà a indossare un braccialetto di colore diverso praticamente ogni giorno, avrà dei percorsi di andata e di ritorno separati per arrivare al mare, avrà degli ombrelloni più distanziati rispetto, nel nostro caso, rispetto anche all'anno scorso, ma sicuramente rispetto a 2 anni fa sì, ma comunque sempre il nostro piano di utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, che è del 2007, prevede delle dimensioni dei metri quadri per postazione spiaggia, per ombrellone, superiori di un 20-30% rispetto a quello previsto, quanto previsto dalla conferenza Stato-Regioni dell'anno scorso, che è stata riconfermata con i 10 metri quadri per ombrellone, per cui comunque ecco, di spazio sotto l'ombrellone non ne manca. E poi avremo chiaramente dei turni le toilette saranno igienizzate e insomma più di frequente, i turni delle addette alle pulizie sono più lunghi, coprono tutto l'arco della giornata, e poi le attrezzature per sanificare l'ombrellone e i lettini. Tutto il patrimonio di conoscenze, di procedure che abbiamo costruito, insomma, work in progress l'estate scorsa, e che adesso è diventato anche un po' patrimonio dei nostri collaboratori, ma che è entrato anche un po' anche nel modo di comportarsi dei nostri ospiti. Animazioni ce ne saranno? Saranno consentite le animazioni? Oppure ci saranno novità anche da altri punti di vista? Sì, l'anno scorso chiaramente sì, era stato tutto sospeso perché appunto non era permesso. Quest'anno sembra che qualcosa si possa fare, per cui sia come Società Legnano Pineta che come Legnano Sabbiadoro Gestioni ci siamo attrezzati con un numero inferiore di animatori, ma insomma riprendiamo un po' di attività. Comunque di iniziativa ce n'è tante, ne ha ricordato Thomas le Frecce Tricolori, che saranno anche qua a Lignano a fine agosto, ma avremo anche la DJ 10, no? Una manifestazione molto, molto importante di radio DJ, ci sarà il concerto di Emma, poi ci sono le classiche manifestazioni culturali, sì, come gli incontri con l'autore e con il vino, al Palapineta, economia sotto l'ombrellone sulla terrazza del Bagno 5, le varie mostre in terrazza mare. Quest'anno poi c'è una mostra importante perché ricorrono i 100 anni dalla nascita di Marcello D'Olivo, per cui ce ne sarà una lungo il treno di Pineta e un'altra proprio in terrazza mare a settembre. Bene, allora voi avete insomma detto tutta una serie di iniziative difficili anche da prendersi appunti per i nostri telespettatori, che però possono sempre ritrovare su YouTube, sul canale di Telefriuli, la puntata e ascoltarsela, oppure immagino che i vostri siti sono ben forniti per poter insomma mi fate cenno di sì, quindi per poter fornire sempre l'agenda puntuale per tutti gli appuntamenti. Allora, noi mandiamo l'assessore di Lignano, Fabio Brini, che ha parlato dei tamponi. Sentiamolo e dopo passiamo la parola a Sawyer. Di punti per i tamponi, eccetera, per favorire i nostri turisti, e siamo in attesa delle autorizzazioni, stiamo premendo con tutti gli assessorati regionali possibili per poter avere queste autorizzazioni, e speriamo che nel giro di breve arrivino. Una breve pillola, ma giusto per far capire che senza tamponi o senza vaccini non è che andiamo tanto lontano dal punto di vista della sicurezza, vero Sawyer? Cioè dobbiamo dotarci di questo. Esatto, naturalmente anche noi a Grado abbiamo il stesso problema, e fortunatamente dobbiamo dire che da qualche settimana è riaperto il Grado Medical Center in pieno centro, vicino al porto a Grado, e noi abbiamo adesso la possibilità di proporre dei tamponi rapidi e anche molecolari alla nostra clientela, e questo naturalmente dà una maggior sicurezza sia a noi operatori come ai residenti e naturalmente anche ai nostri ospiti.
a grado si può fare dei tamponi e così c'è anche la facilitazione nel rientro in patria. Bene, allora il tempo è scaduto, mancano 20 secondi, se non prendo io la parola per farvi un in bocca al lupo a entrambi, a voi operatori, ma così tutti gli altri migliaia di operatori che ci sono su tutto il nostro litorale, perché ci sia un ritorno alla normalità, lo speriamo, anche per tutti i turisti, onde evitare insomma che abbiamo quest'anno di mettercelo alle spalle e magari ricordarcelo per prendere i lati positivi e poter ricominciare finalmente, soprattutto dal turismo che porta così tanti soldi insomma, per tutta la nostra penisola, tutta la nostra nazione. Io ringrazio Thomas Sawyer, Consorzio Grado Turismo, e ringrazio Giorgio Ardito, Presidente di Lignano Pineta SPA. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie, bene, abbiamo concluso con la puntata, noi ci ritroviamo mercoledì come sempre a Screenshot a partire dalle 19:45, non mancate, arrivederci.